Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Buongiorno amici carissimi, buongiorno 15 novembre, buongiorno a Natalia, preziosissima regista, ciao Natalia, e buongiorno al nostro ospite che quest'oggi non è fisicamente qua in studio, ma così una via di mezzo, perché l'abbiamo in collegamento video. Allora, buongiorno Denise Salvini, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Mi scuso per non essere lì, ma ho 2 concerti, uno nel pomeriggio, uno nella sera, non ce l'avrei proprio fatta Va fisicamente bene, ad esserci. allora Però perdona. la tecnologia aiuta. È vero, però io non riesco ancora a vederlo, Natalia, non mi è ancora comparso. Scusa, perché dobbiamo anche comunicare con la nostra Natalia, che mi mette lo schermo davanti per vedere l'ospite, che so che ha un codino. Hai un codino? Sì, guarda qua. Eccolo qua. Ecco, buongiorno, così ti vedo molto meglio, con un Buongiorno. bellissimo quadro alle spalle. E sei collegato da dove? Da quale città mi rispondi? Da Iseo, vicino Iseo? Sul Brescia. lago? Sì, sì, sul lago. Ah, che bello. Giornata un po' grigina, giornata un po' Sì, un novembrina. po' di nebbiolina, ma Vabbè, va bene. fa parte del Deve nostro, essere così questo periodo. certo, fa parte proprio del nostro clima lombardo. Senti Già. Denise, allora tu sei un trombista, come diploma che hai preso qualche anno fa. No, cornista, Cornista. chiedo scusa. Cornista sì, qualche anno fa, tipo 30, però okay. Cornista nonché direttore d'orchestra, quindi oggi noi ti vedremo prevalentemente sotto la veste di direzione d'orchestra, Sì. che ti piace Sì, particolarmente la direzione d'orchestra. diciamo che è diventata negli anni la mia attività principale, ecco. Suono ancora, non tantissimo quanto vorrei, però, diciamo che l'80% dell'attività è legata alla bacchetta, Alla bacchetta quasi magica. Però quasi il magica. corno il corno è bellissimo perché è usato fin dall'antichità per chiamare a raccolta i cani da caccia, per lanciare avvertimenti o richiamare i soldati in guerra, no, questo Sì, strumento, allora, sì, prego, è prego. uno dei primi strumenti a fiato che nascono, proprio perché anche il nome stesso lo dice, si utilizzava, già nella preistoria per questi richiami, perché era facile prendere un corno di una mucca, svuotarlo e soffiarci dentro e utilizzarlo come amplificatore di suoni per mandare segnali lontano. Poi per fortuna si è Io evoluto ed è diventato poi quello che Schumann diceva, il corno è l'anima dell'orchestra, ecco, mi piace molto quella frase. Bello, sì, giustissimo. E comunque è stato anche utilizzato nelle varie composizioni, no, perché abbiamo vari autori che hanno, cosa sono quei 2 che mi segni? Quei 2 che mi segno? No, vedevo una mano che si alzava facendo un Ah, no, segno no, così. no. Ah no, era un, ecco, perché lo stesso Mozart, no, ha composto ben 4 concerti per corno. Hai suonato Sì, 4 qualcosa di questi? concerti, 4 concerti più un quintetto per corno e archi, più ci sono gli abbozzi di un quinto concerto, più c'è un altro rondò, sempre per corno solista e orchestra, ma perché lui aveva, i suoi strumentisti a fiato fidati, no, c'era il famoso Anton Stadler che era il clarinettista, per cui lui poi ha scritto il concerto per clarinetto, e lui aveva questo cornista, che non era un professionista vero, ma anche perché all'epoca non è che ci fossero proprio questi grandissimi, studi. Era un venditore di formaggio, che si dilettava suonando il corno, e si vede che, pare che Mozart apprezzasse molto questo lato del venditore di formaggio, e quindi gli dedicava questi concerti. È lo strumento per cui ha scritto più concerti pianoforte a parte, ecco. Quindi pianoforte e violino, diciamo, che erano strumenti più, anche tecnologicamente evoluti, nel senso che il pianoforte dell'epoca come tecnica e anche il violino dell'epoca era lo stesso che abbiamo oggi. Il corno invece era un tubo e basta sostanzialmente, che poteva fare solamente alcune note,
Però Mozart ha fatto un lavoro di ricerca anche su come funzionava lo strumento, e ha scritto questi 5 concerti più un quintetto più l'abbozzo di un altro concerto ancora. Che tu Mi suoni qualche piaceva, volta? insomma. Ti è capitato di suonare, dico, Mh. nelle orchestre, oppure, ormai ti dedichi esclusivamente ai Mi è fiati della va capitato sì, mi è capitato anni fa, sì, di suonare anche da solista. Adesso non suono più così tanto, anche perché per fare ti quel de tipo di attività richiede uno studio, costante, che costante, certamente. non è molto compatibile con la bacchetta. Però suono, ho degli ensemble in cui suono, ogni tanto mi diverto ancora andare in orchestra a suonare, tipo tra un paio di settimane devo fare il Requiem di Verdi, e devo Bello. suonare. Insomma sì, mi diverte, mi piace. Non riesco a rimanere senza, nonostante diciamo che il 90% dell'energia è focalizzato Sulla bacchetta. sulla direzione e sull'insegnamento, sì. Allora, intanto ricordiamo ai nostri amici in ascolto che abbiamo in collegamento il maestro Denis Salvini, diplomato in corno nel '95, poi dal '98 hai studiato composizione, no, anche composizione e direzione d'orchestra, specializzandoti proprio nel repertorio per fiati. Quindi in questo repertorio tu non lo suoni il tuo corno. No, sì, lo dirigo tanto, lo suono anche, ho suonato molti anni, come primo corno nell'Orchestra di Fiati della Valtellina, per esempio, che è una delle poche, orchestre di fiati di livello professionale, come livello esecutivo, che abbiamo in Italia. Adesso anche lì non ho più tanto tempo di spostarmi fino a Sondrio Eh. per suonare. E quindi però sì, ho fatto tanti anni di attività come strumentista in orchestre di fiati soprattutto. Ecco, e nel 2022 però ti sei laureato con il massimo dei voti e la lode proprio in direzione d'orchestra, che si vede che è la tua, vocazione, passione, la Sì, direzione sì, d'orchestra. è la mia grandissima passione, durante il Covid non sapevo bene come occupare il tempo, allora ho deciso di riscrivermi in conservatorio per l'ennesima volta e chiudere il cerchio di un'attività che comunque svolgo da una trentina di anni anche quella. Però, siccome, una delle cose che mi piace molto fare è insegnarla quella disciplina. Allora, siccome, c'era un po' di gente che sosteneva che non potessi fare questa cosa di insegnare la direzione d'orchestra di fiati perché non avevo il pezzo di carta, adesso mi sono fatto il pezzo di carta, così non c'è più questo problema. Bene, bravo. Senti, hai diretto oltre 600 concerti in varie parti d'Europa, negli Stati Uniti, quindi è una professione che ti ha portato proprio a spaziare un po' ovunque. Sì, sì, mi ha permesso di, come si dice, di girare il mondo, insomma. Ho fatto tante belle cose in giro, ne andrò a fare ancora nei prossimi anni, e soprattutto mi ha dato la possibilità di, conoscere delle culture diverse, capire come funzionano, soprattutto anche dal punto di vista didattico, le cose, diciamo, esternamente all'Italia. E quando torni qui, da queste esperienze qua, ti chiedi sempre come mai da noi non si riesce a così, a Eh, livello didattico barra istituzionale, riuscire a costruire qualcosa di un po' più profondo, ecco. internazionale, un po' più inter Sì, sì, Senti una cosa, vogliamo già cominciare ad ascoltarti sul podio con la bacchetta? certamente. Tu mi hai mandato, prevalentemente delle, composizioni di compositori americani, autori americani. Come mai Sì, ti allora piacciono particolarmente questi autori? Ecco. Allora, diciamo che nel repertorio dell'Orchestra di Fiati, la musica americana ha una marcia in più. Ha una marcia in più perché, ehm, il sistema, diciamo bandistico là è tutto all'interno del percorso formativo della scuola, e quindi il compositore che scrive, un brano per queste bande studentesche sa che,
un suo brano nuovo di alto livello viene eseguito centinaia di volte durante l'anno, e quindi c'è una ricerca di qualità di quel tipo di musica che è la stessa che viene ricercata per l'orchestra sinfonica o per la musica contemporanea, pensata in maniera più ampia. In realtà non è una scelta precisa di mandare autori americani, ma ho cercato di mandare della musica bella e eseguita bene. Non sto lì mai a controllare la provenienza o la nazionalità di un compositore. A me interessa la musica che abbia un certo profilo qualitativo, ecco, Va diciamo così. bene, allora cominciamo con la fantasia e le variazioni su un tema di Paganini di questo compositore, statunitense James Barnes, diretto da te naturalmente Denis Salvini, e sentiamo vostro gruppo, i Fiati della Valcamonica, sono loro, no, Sì. che eseguono questo Sì. brano, quindi diretti appunto da te, e andiamo in America con questa fantasia, però l'autore è sempre il nostro Paganini, eh.
e sfuma sempre delicatamente Natalia sul brano che stiamo ascoltando, fantasia, variazioni sul tema di Paganini, James Barnes, diretta dal maestro Denis Salvini. Non ti abbiamo visto, maestro Denis, dirigere perché non riusciamo in contemporanea ad essere in collegamento con te e a, mostrare Ok. il video, però sono ruotate le fotografie vostre. Senti, vuoi ricordare chi sono i colleghi del vostro quintetto? Cosa siete, un quintetto? Sì, allora uno dei Quintetto di fiati? gruppi Sì, allora diciamo quella che abbiamo ascoltato è l'Orchestra dei Fiati della Valcamonica, che se elencassi tutti i colleghi sono diventa un tanti. po' lunga, ma sì, siamo in 60 Ah, adesso, caspita. l'orchestra è nata nel 2003, perché eravamo un po' di persone dalla valle che andavano a suonare in quella che all'epoca era la più importante banda italiana, la più importante orchestra di fiati italiana, che era quella di Soncino. E una sera di ritorno da un concerto ci siam detti: "Ma se siamo in 20 che partiamo dalla Val Camonica andare a suonare a Soncino, perché non ce la facciamo qui l'orchestra?" E lì è iniziato tutto, è iniziato un percorso molto bello, che sta andando avanti ancora adesso dopo 23 anni, e, è diventata una delle, non lo dico io perché non mi piace dirlo, però i risultati ci dicono insomma che è diventata una degli Più ensemble impor più importanti, certo, a immagino. livello nazionale per questo tipo di organico e per questo tipo di repertorio. Abbiam vinto anche dei concorsi, siamo stati a suonare molto all'estero. L'anno prossimo torneremo a un'importante conferenza, mondiale sul repertorio per fiati a Berna in luglio, dove avremo la possibilità di eseguire il primo pezzo per banda scritto da un importante compositore olandese, scusa, ungherese, contemporaneo, che si chiama Mate Hollos, che sta scrivendo un brano apposta per noi che ha quasi finito e che non vedo l'ora di avere sul leggio. E poi invece no, le altre foto che si sono viste, riguardano gli ensemble dove suono, che sostanzialmente rientrano sotto un nome solo, che è Canesio Brass Ensemble, che è un ensemble di ottoni a organico variabile che va dai 5 ai, dipende da quello che si deve fare, abbiamo fatto concerti anche in 18, 20 strumentisti, e che in sostanza diciamo l'unico ensemble stabile dove adesso, suono. Ci esibiamo spesso in formazione di quintetto, dove siamo io, Paolo Strabra alla tuba, Valentino Trotti e Alessio La Chioma alle trombe e Marco Nomere al trombone, dove facciamo sempre dei concerti a tema, nel quale proprio abbiamo l'obiettivo di divertirci e di divertire, di fare non solo musica seria, ma di fare anche intrattenimento. Fate bene. E sì, sì, ci divertiamo tantissimo, e partecipiamo da un po' di anni, per esempio, al festival Le Altre Note, Sì, della in Valtellina Valtellina, dove gli amici poi Stefano e Francesco Parrino ci chiamano tutti gli anni, e tutti gli anni ci chiedono: "Mi raccomando, è repertorio nuovo, però bisogna divertirsi e divertire", ci facciamo delle risate pazzesche, e ci divertiamo molto così. e E fate poi invece bene. c'è l'altro gruppo, quello più grosso, stabile, che è il gruppo Ottoni di 10 elementi. Anche lì, diciamo che ci prendiamo un tema per anno, perché poi la musica è tutta da preparare, perché non è che ci sia così tanta letteratura per quel tipo di gruppo. Per esempio, da 1 anno e mezzo stiamo portando in giro un programma rock anni '70, in cui suoniamo i Queen, gli ABBA, i Deep Purple, il Fantasma dell'Opera, piuttosto che altri brani, non so, i Guns N' Roses, eccetera. Ed è un programma che sta piacendo tantissimo al pubblico, tanto che lo porteremo in giro ancora per tutta la Senti, prossima estate, perché abbiamo già delle richieste. bene, ti fermo perché io avrei anche, guarda, la vedi? Adesso te la faccio vedere, una clessidra, dov'è? Aspetta che Ah-ah, la vedi? Una sì, clessidra che ti dà tempo 3 minuti per parlare, vedo che okay. magari allora adesso la rigiro, la metto sul ecco. Senti, no, volevo invece chiederti, così in maniera un po' stringata, perché poi passiamo al l'UFO concerto. Ah-ah. Stasera che cosa suonerete nei 2 concerti
che si alterneranno, no, quest'oggi. No, sì, allora oggi pomeriggio, abbiamo un concerto dedicato agli Echi della Montagna, Ah, che in cui bello! debuttiamo con una nuova formazione che è un quintetto di corni, Quindi solo che fa il corni. suo sì, 5 corni, fa il suo primo concerto oggi, in una località della Val Camonica dove ci sono le celebrazioni per a ricordo di un importante personaggio del mondo della pastorizia, camuno, che si chiamava Tino Zigliani. La comunità montana ha organizzato delle giornate a tema, che si chiudono con il nostro concerto in cui eseguiamo brani dedicati alla montagna, tra cui la famosissima Signore delle Cime, piuttosto che la Montanara, piuttosto che brani dedicati ai pastori o alla Bello, tradizione bellissimo. contadina. Bello, scusa, dai bene l'indirizzo, se qualcuno volesse volesse magari, chissà, venire a sentire questo concerto. A che Alle ora? 16 oggi pomeriggio presso la chiesa di San Giovanni di Isolato, che è praticamente, per chi conosce un po' la zona, per andare verso Monte Campione, dove una volta si andava a sciare, oggi si può andare ad ascoltare un bel Concerto concerto. di corni. Mentre se l'altro Esatto. concerto, quello della sera? Ecco, mentre questa sera c'è un altro concerto per noi importantissimo che chiude, un progetto che abbiamo, istituito quest'anno come Orchestra Fiati Valle Camonica, insieme all'Unione delle Bande della Valle, al Liceo Musicale della Valle e al Conservatorio di Brescia, sezione staccata di Darfo. Abbiamo istituito una orchestra di fiati giovanile che, raccoglie, diciamo, tutte le, possibilità che il territorio offre. La Val Camonica è una valle piccola, però al suo interno ci sono 19 bande Ma pensa, e addirittura, che bello. all'interno di queste 19 bande abbiamo raccolto un organico di 55 strumentisti che vanno dai 12 ai 25 anni, che stasera chiudono il loro primo anno di attività e che, è un progetto che abbiamo lanciato all'interno del festival che ogni 2 anni facciamo in valle, Valle Camonica Wind Festival, di cui curo la direzione artistica, che è giunto quest'anno alla 4ª edizione. All'interno di questo festival abbiamo istituito questo gruppo giovanile, Giovanile. abbiamo visto che Ma funziona, c'è tantissima voglia di portarlo avanti, quindi abbiamo già steso un protocollo d'intesa con liceo, conservatorio, Unione Bande, noi e altre realtà del territorio per portarlo avanti in guarda, futuro. infiniti complimenti perché mettere insieme un gruppo, soprattutto di ragazzi, quindi portare la musica ai giovani, educarli ad amarla, a suonarla soprattutto, è veramente meritevole. Bravo, Ecco, e tra Davis. l'altro il concerto di stasera apre, perché poi son tutti incastri, no, apre una rassegna organizzata dalla federazione, dal tavolo permanente delle federazioni bandistiche italiane, che raccoglie bande che provengono da tutta Italia e che ha inventato questo cartellone in collaborazione con Milano Cortina 2026, che si intitola Fiati allo Sport, che vedrà nei prossimi mesi 50 esibizioni di gruppi bandistici in giro per la Lombardia, con la mia supervisione artistica per quel che riguarda i repertori, e che stasera appunto si apre con questo concerto della nostra orchestra giovanile al Palazzetto dello Sport di Pisogne, sempre in provincia di Brescia, in cima al lago, alle 21. Bene, adesso ti fermo perché mi sto perdendo fra tutte le cose che tu fai. Senti, intanto partiamo con questo UFO concerto. Anche qui ci troviamo con un Joan de chi è questo Johann compositore? de Mey Johann de Mey è uno dei compositori al mondo più importanti per quel che riguarda, l'orchestra di fiati. La sua attività inizia alla fine degli anni '70 come compositore, e negli anni è diventato uno veramente dei più importanti, dei più riconosciuti, ha vinto un sacco di premi, eccetera. Questo UFO concerto è il suo primo concerto per Euphonium. Euphonium è quello che nella tradizione delle bande lombarde si chiama il bombardino, è uno strumento della famiglia delle tube un po' più piccolo. Allora E no, ti fermo perché abbiamo 2 minuti sì, prima dello spazio pubblicitario. Ascoltiamo okay, questo UFO concerto per quanto il tempo ce lo permetta e poi riprendiamo naturalmente. benissimo.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. E torniamo in diretta con il maestro Denis Salvini. Come va? Ci sei sempre? Sei sempre collegato, Denis? Sì, ci sono. Senti, bellissimo questo brano UFO Concerto. E scusa, l'autore di che nazionalità è? È olandese. Ah, olandese. Sì, olandese. Lì eravamo in una delle sale da concerto più belle d'Europa, al Tivoli Vredenburg di Utrecht, nel 2017, in Olanda, sì. E il solista era David Ceste, che è trombonista dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, e che è un carissimo amico di lunghissima data, di quando non era ancora trombonista dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Ma si sente la bravura degli strumentisti a fiato, veramente. Senti, dunque, se permetti, voglio ricordare 2 appuntamenti e se Natalia fa girare le 2 locandine. Allora, la prima quella della chitarra. Allora scusami Denis, tanto mi chiedo mi mandi la locandina. Allora, questa sera concerto di chitarra classica e voce al Teatro Nello Spazio. Il Teatro Nello Spazio è una cosa che è abbastanza, penso interessante, perché si trova al Teatro Polline, stazione di Villa Pizzone del passante ferroviario di Milano. Hanno recuperato, penso, questi
luoghi e li hanno adibiti a spazi appunto di cultura, quindi spazio culturale e artistico che fa parte dell'Associazione delle Belle Arti. Questa sera concerto di chitarra classica e voce alle ore 21, Massimiliano Aloisio, un chitarrista straordinario, che farà assieme agli ascoltatori un viaggio musicale appassionato fra flamenco, tango, fado, sonorità latinoamericane con la chitarra appunto di Massimiliano Aloisio e la voce di Camilla Barbarito. Ti piace la chitarra in questo Denise? È uno strumento che ti Ah, piace, la chitarra? è uno strumento che non mi fa impazzire, però dipende sempre da come si suona Ecco. e da chi lo suona. Io ho un passato da rockettaro e quindi la chitarra per me è un po' più strumento meno, diciamo che la parte nobile della chitarra mi manca un po', ecco. Vabbè, ma noi dobbiamo parlare di trombe, di Assoluta di fiati, eccetera. Ricordo un altro concerto in omaggio di San Francesco d'Assisi, in attesa degli 800 anni dalla morte, introduzione di Adriano Bassi, questo qui, Dante Francescano, a cura di Vincenzo Amato, vicepresidente della Società Dante Alighieri, Comitato di Milano. Dunque suoneranno domenica 30 novembre alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria della Passione, via Conservatorio, Milano. Magari lo ricordo anche la settimana prossima. Torniamo a te, grazie per avermi fatto inserire questo spazio che non ti riguarda. Sì, abbiamo una chiamata in linea, allora diciamo pronto. Sì, pronto, buongiorno, sono Lucia, chiamo da Pavia. Allora, complimenti al nostro maestro che ha un'attività veramente frenetica, da quanto mi pare di capire, molto bravo, e mi pare che sia anche appassionato d'arte, perché vedo un quadro interessante alle sue spalle, che fra l'altro secondo me gli si addice molto. Grazie. Adesso facciamo rispondere dal maestro in merito al quadro. Sì, allora sì, questo quadro è la danza di Chagall. Sì, sono un grande appassionato di arte e soprattutto di avanguardia del Novecento. Infatti, in casa mia ci sono quadri di Chagall, di Kandinsky appesi alle pareti e trovo che ci sia una Affinità. simbiosi tra l'arte pittorica e la musica in questo quadro in particolare ancora di più, perché proprio Chagall descrive la danza all'interno di questa opera, che è una copia fatta a mano da un pittore bresciano, è una copia in scala grande la metà, insomma, di quello che dovrebbe essere, però è un dipinto fatto a mano. Sì, mi piace molto l'arte, mi piace molto nei miei viaggi andare a vedere l'arte dei posti che frequento. Sono un divoratore di musei e di chiese dal punto di vista artistico Bravo, soprattutto. bravo, bravissimo Denise. Grazie, grazie alla nostra ascoltatrice che ha stimolato anche questa risposta. Senti, quante orchestre praticamente suoni? Allora, abbiamo visto questa orchestra grande, di tanti fiati, comprende tutto, comprende anche il fagotto, il Tutto, clarinetto, tutto, ci sono tutti gli strumenti a tutti gli fiato, strumenti in cui si può soffiare ci sono. ci sono. E quello è il complesso di 60 elementi? Sì, circa Quello una grande. sessantina di elementi, sì. Quindi Poi ho i miei gruppi da camera, ma quanti ne e hai poi complessivamente di gruppi? C'è quello dei giovani? Cioè allora, no, quello dei giovani però non lo dirigo io, lo dirige non un mio lo dirigono altre persone, non potrei riuscire a fare tutto. Ho questi 2 gruppi di ottoni dove suono, poi all'interno dell'orchestra dei fiati c'è un ensemble da camera che si chiama Filarmonia Chamber Winds, che si occupa di musica del periodo metà '700, metà '800, periodo della Harmonie Musik, che è quel periodo in cui nascono sostanzialmente gli ensemble di fiati. Harmonie Musik perché i fiati a quell'epoca, nell'epoca di Mozart, di Haydn, all'interno della strumentazione dell'orchestra si occupavano solo di fare note d'accompagnamento, raramente avevano degli elementi solistici, soprattutto nella prima parte, diciamo, del periodo del classicismo. Però nelle corti dell'impero austro-ungarico, soprattutto lungo le sponde del Danubio, c'erano all'interno delle corti questi ensemble di fiati che si occupavano di fare intrattenimento, cioè quello che fanno sostanzialmente le bande musicali oggi, e facevano trascrizioni della musica sinfonica del periodo, trascrizioni delle opere
e poi un signore abbastanza sconosciuto di nome Wolfgang Amadeus Mozart nel 1700, mi sembra 61, ma non sono sicuro, scrive il primo brano originale per ensemble di fiati, che è la Gran Partita K361 per 13 fiati, 13 e strumenti, che vero? Sì. per 13 strumenti, esatto, 12 fiati più contrabbasso, che sostanzialmente è il primo pezzo della storia della musica scritto per banda, e da lì anche altri compositori iniziano a cimentarsi, e ai giorni nostri ci sono ancora compositori che si dedicano a quel repertorio. Con questo ensemble l'anno scorso, l'anno appena passato, all'interno del festival abbiamo fatto un programma filologico dedicato a Beethoven, nel quale con un ensemble di 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 strumenti abbiamo eseguito trascrizioni dell'epoca della prima e della settima sinfonia di Beethoven, quindi pienamente originali, diciamo, perché la trascrizione della prima sinfonia è stata fatta da questo Schmidt, che era allievo di Beethoven e ha operato la trascrizione sotto la sua supervisione, proprio per dare materiale a questi ensemble, mentre pare, non è detto, non è ufficiale, ma questa trascrizione della settima non ha autore, ma c'è una lettera di Beethoven che dice che lui stesso si stava occupando di fare quella trascrizione lì. Adesso ti fermo perché mi sto perdendo io in mezzo a tutte queste descrizioni veramente molto molto interessanti. La prossima volta vieni qua in studio, così Ok. un giorno che mi dirai di non avere i concerti pomeridiani. Senti, andiamo avanti invece con l'ascolto. Marea Negra, sinfonia numero 1 di Antonio Alcade Rodriguez. Questo signore che non lo conosco, quindi se mi Allora, questo dici in è, 30 secondi. sì, è un ragazzo spagnolo che ha una trentina d'anni, che vive a Taiwan e lavora lì e fa il compositore, ed è uno degli avanguardisti della musica per fiati del nostro periodo. Scrive in maniera magnifica, quella lì è la sua prima sinfonia con la quale ha vinto un concorso importantissimo di composizione in Spagna quando aveva 17 anni, credo. Ah, molto interessante. Qui ritroviamo sempre i fiati della Valcamonica? Sempre fiati Sempre Valcamonica. loro. Va bene. Sì.
Spiace molto sfumare in questa esplosione di fiati, caro maestro Denis, però il tempo è quello che è. Bellissimo, bravo questo Son compositore. tutti brani sui 20-25 minuti, quindi Sì, siamo bisogna costretti, tagliarli per per forza. forza. Però Senti, scusa, abbiamo una sono tutti chiamata in su linea. YouTube se uno li vuol cercare. Ah, va bene, benissimo. Abbiamo una chiamata in linea, diciamo subito pronto. Buongiorno, sono Elisa. Ah, Buongiorno buongiorno Oretta, buongiorno Elisa. al tuo ospite. Chiamo addirittura d'arrivo per fare i complimenti, per ringraziare per la musica bellissima che ci fai scoprire ogni volta e che ci fai ascoltare. Molto Sai che ti particolare seguo questa, sempre, molto bellissima. Co Sì, infatti è stato un peccato finire. Comunque grazie mille e come sempre brava e complimenti al tuo ospite. Grazie. Arrivederci, buongiorno. Sì, perché sono anche delle musiche un po' diverse, quelle che facciamo sentire, cerchiamo di variare sempre e quindi sono novità anche per chi la conduce, Denise, veramente. Mi fai scoprire delle Beh, cose davvero molto particolari. Poi i so fiati sono è musica un po', diversa, sì, senz'altro. però è bello anche conoscere tutto, insomma. Certo, certamente. Soffermarsi e poi anche questi strumenti andrebbero proprio ascoltati uno per uno, conosciuti uno per uno. Io ho vari amici, non so, il fagottista, quello che suona il fagotto. Ah, c'ho anche l'amico che suona il corno delle Alpi. Non l'avete il corno delle Alpi voi fra i Allora, vostri Corno delle Alpi no, ma perché non è uno strumento sì, che perché rientra, diciamo, nell'organico, certo. però ci sono brani che contemplano il Corno delle Alpi, uno per esempio ancora di Johan de Meij, che ha il Corno delle Alpi solista. Io ho questo carissimo amico Carlo Torlontano che suona il corno delle Alpi, è docente al Conservatorio di Pescara e fa delle bellissime tournée, corno e organo. Fanno questo Bellissimo. questo duo, no, veramente molto bello, molto suggestivo. Senti, va bene, torniamo a noi, possiamo anche proseguire l'ascolto di questi brani che sono veramente uno più bello e diverso dagli altri anche. Tu hai qualcosa di particolare, che ti Ma piace far qualcosa che magari tra i brani che ho mandato, c'erano qualcosa che magari il pubblico che ascolta è più abituato un po' a sentire, che era Bernstein, no, sì, certo. che Quindi però, ha elaborato e trascritto per orchestra di fiati, assume un sapore leggermente diverso rispetto a quello che siamo abituati dall'orchestra sinfonica. quindi di Benson cosa vuoi far ascoltare prevalentemente? O L'ouverture o la magari sinfonia? Candide magari, che così Va è bene, è un brano breve e si riesce a comprendere un po'. va bene, va bene. Allora Candide, questa ouverture di Leonard Bernstein, direttore e compositore, statunitense. Il più grande di tutti.
Super applausi per questa bellissima ouverture di Leonard Bernstein, bellissima, eseguita dall'orchestra della Valcamonica, strumenti a fiato. Senti Denise, ci sei sempre? Sì? Ci sono, ci Ci sono. sei, ecco. Dunque volevo ricordare ai nostri ascoltatori che tu, dunque aspetta, non vorrei cambiare, ma sei stato appunto direttore, vabbè questo lo sappiamo, principale dell'Orchestra Fiati della Valcamonica, con la quale ti sei aggiudicato il primo premio in categoria eccellenza al prestigioso Flicorno d'Oro di Riva del Garda. Sì, sì, è il concorso bandistico più importante d'Italia e uno dei più importanti a livello europeo. E nel 2016 abbiamo vinto la categoria eccellenza dopo aver fatto vari step. Abbiamo vinto la prima categoria nel 2007, la superiore nel 2011 e l'eccellenza nel 2016. Credo che siamo gli unici, penso, ad avere vinto quel concorso in 3 categorie diverse a distanza di tempo. Ecco perché qui dice infatti che poi nel 2022 con il Corpo Musicale Comunale di San Paolo d'Argon, siamo in provincia di Bergamo, hai vinto la prima categoria e il primo premio e mi è partita mi è partita la cosa. Se vuoi Sì, al proseguire tu. concorso nazionale di bagno, che si tiene ogni 2 anni in questo paesino sulle montagne sopra Verbania, molto bello. Piccolo concorso organizzato molto, molto bene, da Thomas Altana che ne è direttore artistico e quest'anno ci torno con un altro dei miei gruppi e vediamo come andrà a finire, ecco. Senti, ma, la vostra appunto, la vostra orchestra di fiati, porta sempre lo stesso nome, no, mi dicevi, sia che voi suonate Sì. in 60, sia che voi suoniate in pochi elementi. Sì, sì, tutto rientra diciamo in quel calderone lì, anche per non creare misunderstanding in chi ci segue. A seconda di quello che suoniamo abbiamo il numero di strumentisti che serve, insomma. Ne servono 10, ne abbiamo 10, ne servono 60, ne abbiamo 60. L'estate scorsa abbiamo eseguito i Carmina Burana in versione integrale con solisti e coro, eccetera, eravamo in 230 sul palco. Ma dove le recluti tutti questi strumentisti? Dove li recluti? Allora, Perché diciamo cominci che da chi si 200. conosce, allora noi abbiamo il nostro ensemble di 60 elementi, poi c'è il coro, con cui abbiamo già fatto altre collaborazioni in passato, abbiamo fatto il Requiem di Fauré, abbiamo fatto altre cose che stavano lavorando sui Carmina Burana, allora abbiamo semplicemente messo
messo insieme Congiunto l'Orchestra il tutto. Infiati Valle Camonica, il coro La Rocchetta di Palazzolo, abbiamo preso i solisti che servivano e quest'estate nella splendida piazza di Pisogne, sempre lì in provincia di Brescia in cima al lago, abbiamo eseguito i Carmina Burana in versione integrale con Bellissimo. un Siete pubblico molto numerosissimo, calorosissimo, bellissimo. siete molto, molto attivi veramente. In queste piccole zone guarda quanto veramente, quanto spazio alla musica voi date, fate veramente È, bene, bravi. è uno dei motivi per cui abbiamo istituito questo festival biennale, per portare musica diversa da quella che si Giusto, sente certo. solitamente anche in una valle piccola come la Val Camonica, insomma. Bene, veramente molti, molti complimenti. Senti Denis, ci lasciamo con Vesuvius di Franticheli, anche questo per Benissimo, pezzo super energico per affrontare il resto del il pomeriggio. resto del pomeriggio. Senti, allora io ti ringrazio tantissimo per questa tua partecipazione anche a distanza, ma comunque perdonatissimo. In bocca al lupo per i 2 concerti del pomeriggio e della sera e naturalmente poi ti aspetto qua direttamente in studio perché hai notizie importantissime e molto interessanti, soprattutto un campo molto un po' volentieri, grazie per diverso. l'invito. Grazie a te. Senti, ci lasciamo con Vesuvius, Franticheli e un ringraziamento naturalmente anche a Natalia che è preziosissima. Senza di lei la trasmissione non sarebbe andata in onda. E un Grazie, saluto a chi ci ha seguito. speriamo in tanti. Grazie Denis Salvini, grazie, buon Grazie, lavoro. grazie.